Allora, no. Allora, genio assoluto. Allora, genio assoluto. Renzo Arbore. Chi in quel gruppo lì era un grande genio e magari... Posso dare un suggerimento? Sì. Ferrini, che secondo me era fantastico, perché poi non è riuscito a... Perché diciamo che Renzo trova tutti i talenti straordinari, talenti naturalmente nell'improvvisazione, nel modo di inventare, nell'invenzione. Un altro talento geniale è Mario Marenco, ma anche Bracardi, Frassica, Endi, Luotto anche. Diciamo che ci sono molti personaggi che sono straordinari, che Renzo aveva trovato e praticamente era riuscito a, come dire, a lanciare. Il problema non è tanto dei talenti, ma quanto dello show business, cioè di quello che la piazza richiede. Dato che Renzo è molto bravo a fare il regista e a muovere queste persone, no? Che hanno dentro questa creatività forte, diciamo che non ci sono molti personaggi come lui, bravi quanto lui a fare questo. È come il jazz, come c'è la musica classica e il jazz. Ecco, noi facciamo parte del jazz, siamo quelli che improvvisano, che svisano, quelli un po' più appunto ribelli. Diciamo che il resto dello spettacolo va più sulla musica classica. Ecco perché poi molti non hanno trovato un proseguimento, non hanno avuto una carriera felice, perché magari sapevano fare solo quello e non riuscivano a... Però forse ci dobbiamo scambiare i microfoni, perché questo qua, vediamo se ho ragione, vediamo se... Prova, ecco, questo qua funziona. Vediamo se funziona quello anche là. E prova. Esatto, a posto. Allora, pure tecnico, però l'ha detto, che ha fatto pure il tecnico, il fonico, qua nel suo massimo splendore. Anche questa su internet. Sempre c'è tutto. È un programma fantastico, anche perché è nato veramente tutto quello che era detto in Quelli della notte era completamente tutto improvvisato. Cioè noi di giorno non ci vedevamo mai, veramente. C'era il divieto di incontrarci di giorno. Ci incontravamo la sera in televisione, il trucco, una cosa... 10 minuti prima di andare in scena Renzo ci dava il tema della puntata, quindi quello che si parlava, quello di cui si sarebbe parlato in salotto, basta, e poi andava tutto a ruota libera, tutto improvvisato, senza una parola di scritto, quindi una cosa veramente particolare, speciale. Quindi diciamo che noi ci divertivamo anche a sorprendere l'altro, non solo ci divertivamo a improvvisare, ma il nostro divertimento era quello di tentare di far ridere il nostro compagno di lavoro sulle sciocchezze che ci venivano in mente, quindi totalmente a briglia sciolta. È stato un periodo meraviglioso. Poi quando finiva lo spettacolo tutti quanti insieme andavamo a mangiare e poi a giocare, giocavamo, andavamo a letto tardissimo la notte, facciamo una vita, quel programma è stato veramente fantastico, una vita meravigliosa. E Scapizza c'era veramente? Scapizza c'era. Perché io mi ricordo... Scapizza non era, si chiamava Carapezza. Era poi il figlio adottivo di... Che era il figlio adottivo di Guttuso, che era il mio fidanzato, ed era veramente maschilista, non come lo scrivevo io, perché era un po' troppo, però era un siciliano e quindi avevo fatto di questo Scapizza un prototipo, un succo della sicilianità, di tutto il peggio dei maschi del sud che mi erano passati davanti attraverso però tutte le donne della mia famiglia, perché le zie, le cugine, le nonne, ognuna aveva un racconto su questi maschi terribili del sud e quindi il riassunto era presto fatto. E con Arbore? Nel senso che lei ha fatto giri per il mondo, turismo eccetera, solo amicizia? Solo amicizia. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita, che naturalmente però ho anche meritato, perché l'amore per me è molto importante, ovviamente come per tutti quanti noi, ma anche l'amicizia per me è basilare. Per me l'amicizia e l'ospitalità è
va al pari passo con l'amore, cioè è basilare nella mia vita, e ho avuto degli amici straordinari che mi hanno accompagnata, Arbore, De Crescenzo, Marina Confalone, Giulio Farnè, potrei fare un elenco, Barbara Boncompagni che è la figlia di Boncompagni, insomma sono amicizie che io mi porto dietro da 40 anni, ormai abbiamo fatto i conti, con Arbore e De Crescenzo sono più di quasi 40 anni che ci conosciamo, e veramente è come se ormai fosse una famiglia, no? Passiamo tutti i Natali insieme, ma da sempre, quindi anche il mio compagno che è qui se li è dovuti zuccare tutti i Natali, come diciamo ha dovuto assumerla come famiglia, perché è una famiglia molto allargata, molto importante, però veramente c'è stato solo e sempre amicizia, e io di questo ne sono non solo fiera, ma sono anche molto felice, perché appunto l'amicizia è una cosa che dura per sempre. E lei con Arbore poi ha fatto un altro programma che è Marisa la Nuit, sì. Bellissimo, sì, quello. Bellissimo. Qual era l'alchimia secondo lei tra lei e Arbore? Beh, l'alchimia che c'è ancora oggi è il gioco, è lo stesso modo di giocare, quindi è comprendersi, capire, giocare, stare allo scherzo, e quindi improvvisare, che poi l'improvvisazione è un lavoro, cioè, si impara anche quello, cioè bisogna avere il talento, però poi lo si impara appunto facendo esercizi. Quando per esempio facciamo quelli la notte, prima di andare in scena noi tutti quanti abbiamo vissuto insieme per 20 giorni, ma proprio vissuto insieme, dalla mattina alla sera alla notte, cercando i personaggi e, come dire, tratteggiandoli, no? Quindi io facevo la cugina, quella che si voleva, quindi una donna classica italiana che si voleva sposare, che però aveva un uomo maschilista, quindi tutti i tratti del personaggio, quindi un po' sfacciata, un po' però anche timida, un po' scocciata, come sono le donne molto spesso, si chiamano nel nostro gergo, si chiamano le caratterizzazioni, no? Si prende un personaggio che insomma di cui i caratteri ce ne sono di sono parecchie tipologie, e quindi poi una volta che uno ha tra le mani questo personaggio può improvvisare con più facilità, perché hai tutte le basi dove poggiare, ecco. È jazz. È jazz. Per il jazz devi essere un bravo musicista. Esattamente. 85 e 86, Buonasera Raffaella. Sì, un programma che girammo in America, dove io e Andy Luotto facevamo delle candid camera, che è un altro genere di spettacolo meraviglioso. Si erano già fatte delle candid camera, ma queste le usarono proprio per un gioco, e le girammo sia in America che in Italia, e la sorpresa fu che gli americani cascavano con tutti i piedi, veramente di un'ingenuità assolutamente incredibile, quindi ci divertivamo molto. Raffaella Carrà com'è? Professionista, come si dice? Naturalmente è una grande professionista, appartiene al genere della musica classica. Ah sì, non improvvisa? No, non improvvisa niente, una grande professionista, e naturalmente straordinaria nel suo genere, ma anzi era anche molto seccata, che noi in diretta improvvisassimo. Io alle volte avevo anche fatto delle cose molto un po' così sulle righe, borderline, e lei un giorno mi chiamò e mi disse: io ti devo parlare, perché io avevo fatto uno spot televisivo, avevo girato un film con la regia di Luciano De Crescenzo, che era così, parlò il mistero di Bellavista. Per promuovere questo film, Luciano, che è sempre della nostra razza, diciamo, ci mettemmo a pensare e diciamo: ma come lo possiamo promuovere in modo atipico? E io dissi: guarda, secondo me possiamo fare così, ho una meravigliosa sottoveste di seta di mia madre, di quelle lì che si portavano una volta, mettiamo tutti i mobili in mezzo alla strada, le borse, le valigie,
e scriviamo: se non andate a vedere il film mi rovinate, che già sono ridotta così, una cosa così ora io non mi ricordo bene. A Luciano questa idea piacque moltissimo, e così facemmo uno spot che mi faceva vedere sul lastrico all'interno, no, non all'interno, in generale uno spot televisivo, cinematografico. E quando Raffaella lo vide mi chiamò in camerino e mi disse: guarda, questo spot mi ha molto seccata, capisco che è una cosa che voi avete voluto fare, però tu adesso sei nel mio programma e ti volevo dire che noi non possiamo dare questa immagine perché noi siamo Dallas. E io risposi: io credo che tu sei Dallas, io resto napoletana. No, però lei lo faceva perché lei veramente, anche lei è straordinaria, perché lei crede fortemente in quello che fa e quindi lei crede che l'immagine che bisogna dare al pubblico è paillette, splendore e quindi poca verità, ecco, mai fuori delle linee. Mai jazz. Mai jazz. Allora, 1997 lei mi presenta assieme a un personaggio che non è jazz, è tutta un'altra cosa. Di più, è oltre, lui è oltre il jazz. È jazz slow però lento. Sì. Penso sia difficile lavorare. No, è un jazz rock. O rock, rock. Beh, no, non è difficile perché Adriano Celentano, intanto anche con lui c'è una grande amicizia, con lui e Claudia Mori. Pochi giorni fa eravamo ai suoi 50 anni di nozze, che hanno fatto una festa meravigliosa sul lago di Lecco, siamo rimasti molto amici. Adriano è una persona splendida, un artista puro. L'unica cosa è che non ha mai dubbi, quindi è molto no, ma voi ridete, ma è così, a me fa ridere, ma è così, perché io non ho mai incontrato una persona che non abbia un dubbio, ecco, su quello che lui veramente pensa, no? No, lui invece non ne ha assolutamente, perché lui crede di avere, lui è con il filo diretto con il Padre Eterno, è molto religioso e quindi qualunque cosa lui dice, insomma lo dice perché ci crede profondamente, quindi non è che sia stato difficile a lavorare con lui. Diciamo che lavorare con lui, per lavorare con lui bisogna avere un carattere splendido come ce l'ho io, cioè no, ma a parte gli scherzi, a parte gli scherzi, io lo adoro perché è una persona veramente speciale. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita di incontrare personaggi straordinari e quando si lavora con personaggi straordinari un pezzettino anche infinitesimale di questa straordinarietà ti rimane attaccata addosso come la polvere delle stelle e questo è molto bello. Però il fatto che lei sia così accomodata è un peperino, lei è un peperino, perché io so che in questo Fantastico abbiamo avuto molte litigate. Lei ha litigato sia con lui che con Baudo, però con lui... Baudo ho litigato in modo furioso perché Baudo è un maschilista, è un'altra razza. Però con lui, che aveva una missione da Gesù, sì, è quello. So che dovevate stabilire la scaletta di una puntata. Sì. E lui la chiuse in camera. Sì, perché noi facciamo sempre le riunioni di scaletta a scaletta in termini tecnici, come dire, sono i punti più importanti che si segnano del programma, quindi non so, Marisa entra, presenta Adriano, cantano insieme, questi sono i punti che si segnano e quindi si discute i protagonisti con gli autori, una volta anche i protagonisti erano autori, quindi discutevamo di questa scaletta. Io dovevo presentare la Lotteria Italia, presentavo in Fantastico, la facevo io e quel giorno c'era una querelle perché io la volevo fare tutta insieme perché la lotteria è un po' noiosa, però avevamo trovato un modo carino per farla, per cui avevo detto la faccio tutta insieme in modo che si raccontavano delle storie, in modo che la gente raccoglie queste storie e Adriano invece me la voleva far fare spezzettata e quindi abbiamo cominciato, come succede in tutte le case, in tutte le famiglie, quando non si va d'accordo abbiamo cominciato a urlare
eravamo all'hotel Hilton nella sua suite. A un certo punto Adriano mi dice, mentre io urlavo, mi dice, uè, aspetta un momento, vieni con me. E mi porta in camera da letto e dico, mo chissà che si inventerà questo, perché già sapevo che lui ne inventava una ogni 5 minuti. Mi porta in camera da letto, mi guarda e poi immediatamente si tira la porta e mi chiude a chiave in camera da letto. Allora io ho cominciato a dire apri, a urlare, ma non mi sentiva nessuno, perché lui con i 2 attori aveva detto Marisa si vuole riposare, andiamo a prenderci un caffè, e quindi mi ha lasciata da sola in camera da letto, una suite. Avevo il telefono, allora ho chiamato giù nella hall dell'albergo e dicevo, senta, sono la signora Laurita, il signor Celentano mi ha chiuso in camera da venitemi a aprire immediatamente. E quel portiere diceva, signore guardi che noi dobbiamo lavorare, a voi vi piace di scherzare? Perché abituati anche al fatto che noi cazzeggiavamo sempre, giocavamo sempre. E quindi niente, sono rimasta chiusa un'ora in camera da letto. Poi lui è ritornato, ha aperto la porta e mi fa, uè, non ti preoccupare, ho parlato con Gesù, andrà tutto bene. E io ho detto, vabbè, ma questo è pazzo proprio. Allora io ho detto, vabbè, ma allora è pazzo proprio perso. Io dove vado? Dove mi avvio con questo? E mi sono scoppiata a piangere, ho detto, questo è pazzo. E ho detto, c'era il capostruttura, e ho detto, io vado via, io lascio lo spettacolo. Allora la scena era questa, per i corridoi di Hilton, io avanti in lacrime, il capostruttura dietro di me in lacrime, anche lui, Mafucci, perché non ne poteva più, perché Mafucci, questo capostruttura, stava uscendo pazzo fra Adriano, me, tutti gli altri, cioè usciva pazzo, quindi anche lui in lacrime ha preso a me. Adriano che ci inseguiva con gli autori, dicendo agli autori, uè, ma io non capisco che c'è da piangere se io ho parlato con Gesù e va tutto bene. E io che lo sentivo dire questo dicevo, hai visto che è pazzo, e piangevo il triplo. Comunque di scenette veramente fantastico, è stato uno spettacolo straordinario, perché lui è veramente un personaggio straordinariamente bravo. Poi c'ha questo piccolo, appunto, diciamo, difetto, che non ha mai dubbi, cioè, c'è la linea diretta con lui. E se tu gli dici, ma tu non hai mai dubbi, Adriano? E lui dice, e perché dovrei averne? Quindi è fantastico. Mentre con lui, anche qua ha litigato molto. Con Pippo ho litigato veramente molto, ma molto, è diverso, perché Adriano è un artista allo stato puro, quindi riconoscevo in toto la sua straordinarietà. Baudo è una persona con cui veramente anche oggi abbiamo rapporti, naturalmente, perché io non lascio, cioè veramente sono gentile, ecco, diciamo in questo caso. Lui è proprio un maschilista vero, siciliano vero, e poi lui è ammalato di televisione, per cui quando si accende la luce rossa non capisce, la luce rossa è quella della telecamera, non capisce più niente della serie Chi c'è. Quindi questa famosa scaletta che arrivava, lui prima mi ha fatto una corte pazzesca, tu devi venire, devi essere la prima donna, è meraviglioso, sarà così, ecco lì. Poi quando io ho firmato il contratto alla prima riunione della scaletta, come io dissi, guarda, secondo me questa cosa dovremmo fare, sì, cominciò a urlare come un dannato. Quindi io presi la borsetta e dissi, appena si è placato mi chiamate e mi dite, perché io non so se posso continuare, perché veramente lui voleva fare solo quello che voleva lui, ma poi arrivavano queste scalette dove gli autori mettevano Pippo Marisa e trovavo tutto cancellato, Marisa cancellato, 3 minuti 50 secondi, Marisa 5 minuti cancellato 30 secondi, quindi così è andata avanti tutto il periodo. Non è stato un fantastico piacevole, non fu neanche un successo strepitoso, fu un fantastico bello, ma niente di eccezionale. Però comunque io credo che tutto quello che si fa è bello perché si impara, questo è il succo. Di Fellini abbiamo già parlato. Ecco, sai cosa? Pure! Come fa lei
avere una passione così. A lei piace fare il rafting? Moltissimo. Giuro che non Io l'avrei mai adoro detto. fare il rafting, perché intanto perché non è pericoloso come sembra. Su un po', dai. Ah no, perché ci sono, a seconda delle rapide, di come vanno, insomma, io l'ho fatto in vari posti del mondo e lo trovo uno sport molto divertente, perché è uno sport friccicarello. No, perché è bello, intanto si ha sempre il giubbotto, io adoro nuotare, sono brava, quindi sì, dico sempre per gioco, ma non è vero che è per gioco. Mio padre mi ha buttato al mare a 6 mesi, c'è una querel con il mio compagno, che è quello lì, che sta seduto lì, che ama andare in barca, pur essendo bresciano stranamente, è bravo anche andare in barca, però con lui litigo sempre perché anche lui vuole fare solo quello che vuole lui in barca, ma anche fuori dalla barca veramente. Però in barca, appunto, io dico, ma perché non ci mettiamo qui? Allora dice, io so che questo posto è sicuro. E allora io dico, ma mio padre mi ha buttato a mare a 6 mesi, quindi io lo so di più. No, nel senso che io adoro il mare, adoro l'acqua, e le rapide sono anche un po' il senso della vita, perché ci sono momenti terribili della discesa in mezzo e poi c'è finalmente una bella passeggiata, quindi e poi non è pericoloso perché ci sono i giubbotti, c'è il capitano, anche se i capitani a volte non servono a granché, però perché un capitano in Indonesia, quando facevamo, prima di andare col gommone, ci disse: if you fall down in the water, no panic, no panic. Poi lui cadde in acqua e urlava come un pazzo e noi da sopra non riuscivamo a tirarlo su, però urlavamo no panic. Allora qua c'è Cinzia Leone. Cinzia Leone fece una parodia. Prima di tutto, la parodia è sinonimo di grande successo? A un artista piace o disturba un pochino? No, le parodie sono sempre sinonimo di grande successo, perché se c'è qualcuno che ti sfrocolea vuol dire che ti imita, vuol dire che intanto imita un personaggio che ha successo. Anche una cantante che mi piace molto fece una parodia su di me molto brava, adesso mi verrà il nome, lo dirò, per ora c'ho un momento di menopausa, non mi viene. Però questa per esempio anche non me la ricordo, non mi ricordo che lei fece una parodia. Sì, su Avanzi, o sulla la TV delle donne, la o TV su delle Avanzi, ragazze, su Avanzi. forse sì. Comunque lei è una bravissima attrice. È scomparsa però. Perché non è stata bene, purtroppo, ha avuto un problema di salute, purtroppo. Ecco qua, io ho letto una frase che lei ha detto importante, che non ha paura di invecchiare e che la morte non le fa paura e la pensa come un momento dolce. Penso così perché quando si nasce noi non ce lo ricordiamo, ma lo dicono i dottori, lo immagino. Credo che è un momento terribile, perché da un posto dove si sta caldi, che è il ventre della madre, quindi acquatico, no? Si esce in questo mondo che è un po' brutale. Immediatamente la prima cosa bisogna cominciare a respirare, bisogna imparare immediatamente a respirare. Io non ho paura di invecchiare perché credo che ogni età della vita sia meravigliosa. Ogni volta che gli anni passano, quando gli anni passano, si cambia, e questi cambiamenti io li ho trovati sempre fantastici, perché ho scoperto delle cose nuove del mio carattere. Insomma, in gioventù ero molto irruenta, quindi esagerata, quindi forse anche insopportabile. Invece con questa età ho imparato a essere meno ribelle, più calma relativamente, ma insomma abbastanza. Diciamo che ho capito che si può anche essere più pacati. Credo che questo venga dal fatto che io adoro molto tutte le discipline orientali, quindi la meditazione, il Reiki, tutta questa questo avvicinamento all'universo, al cosmo, che poi in una sola parola è amore.
cioè la voglia di amare, di dare e quindi di ricevere. Io dico che sono gentile e buona per puro egoismo, perché credo che dando, cercando di dare amore si riceve amore, e quindi ecco, per questo credo, non ho paura della morte, perché credo che nella vita c'è sempre un dot des, quindi se noi nasciamo soffrendo, credo che la morte sia dolce, credo che il momento di morire, poi soprattutto bisogna vedere come accadrà, quello che accadrà per ognuno di noi, però se nella vita ognuno di noi farà un po' di male, perché capita purtroppo, però se lo si fa senza volere, se si cerca di aiutare gli altri, se si cerca di essere gentili, io credo che perché bisogna avere paura della morte? È una cosa che accadrà ineluttabilmente per tutti noi, e quindi io onestamente mi sento pronta già, in verità. Speriamo quanto più tardi possibile, però se dovesse accadere, immaginatemi già molto bene là in alto, che vi sorrido e vi mando baci. E che fa jazz. E che faccio jazz. Abbiamo già parlato di Banderas, di questo film, lei ha vinto questo premio a Bogotà importante. Sì. Però in Italia è meno conosciuta come attrice di cinema. Perché io ho fatto cinema nei primi anni diciamo della mia carriera, io ho girato 35 film, però quando in Italia c'era l'industria del cinema, l'Italia è molto importante diciamo a livello cinematografico, perché ha dato alla luce grandi attori, registi, ma tutto questo accadeva fino agli anni 80-90, poi purtroppo il mercato è stato rapito, rubato dagli americani, e i grandi personaggi di cinema, che ne avevamo tantissimi, a iniziare da De Sica, Germi, Monicelli, Scola, Nanni Loi, insomma non mi ricordo, ma ne avevamo veramente tanti, e anche a tanti attori straordinari, insomma piano piano è andata a finire questa vena, no? E in quegli anni lì, proprio quando il cinema andava così un po' diminuendo anche come produzioni, io iniziavo la televisione, e quando si fa televisione poi diciamo che quelli del cinema non ti chiamano più, perché sono due settori diversi, perché poi adesso non so più com'è, perché si fa poco cinema, però normalmente si tendeva a prendere gli attori che non comparivano tanto in televisione, perché così la gente aveva il piacere di andarli a vedere in cinema, invece se ce li aveva nelle case evitava di andare a comprare il biglietto, insomma questa era un po' l'idea dei produttori. Lei che ha fatto teatro, cinema e televisione, quale dei tre media preferisce? Beh, sicuramente prima di tutto il teatro, che non ho abbandonato mai e che ogni tanto, ogni 2 anni lo rifaccio. La televisione in diretta la amo molto, perché è come il teatro, è come lavorare con una platea aumentata all'ennesima potenza. E il cinema mi piace, ma effettivamente è quello che amo di meno. Ah sì? Sì. Ecco, lei ha avuto una parentesi sempre nei favolosi anni 90, 80-90, per 2 occasioni va in Mediaset. Sì. Mediaset era nel massimo splendore. Sì. Com'era il Cavaliere? Non solo il Cavaliere, ma proprio quel momento, cioè quel momento era così entusiasmante come nel nostro immaginario? Beh, era entusiasmante perché era un momento in cui la televisione rifulgeva di gloria, c'erano, ripeto, molti programmi con autori importanti, attori straordinari, quindi c'era Sandra e Raimondo, c'erano grandi protagonisti a cui si faceva, anche noi giovani facevamo riferimento. Mediaset era una realtà molto importante all'epoca, perché pur essendo una televisione commerciale però faceva delle cose comunque belle, e io accettai questo contratto a Mediaset dopo tanti anni, perché perché Berlusconi in questo contratto mi dette la possibilità di fare uno spettacolo che io volevo fare moltissimo, che si chiamava Donne dell'altro mondo, uno spettacolo che andava a raccogliere, è stato il primo spettacolo in verità di intrattenimento e giornalismo insieme.
passato un po' sotto, come dire, sottotono, perché era troppo presto per l'epoca. Perché alle volte capita questo, che magari delle idee anticipano troppo gli eventi. Quello era uno di quelli, perché era uno spettacolo molto carino, rivolto alle donne importanti del mondo, che però parlava sia di giornalismo, quindi dava delle notizie, e faceva nello stesso tempo intrattenimento. Poi in quell'epoca si parlava di milioni di ascoltatori e quindi il nostro spettacolo fu un attimo, come dire, obnubilato, perché noi facevamo di ascolto 6 milioni e Manfredi ne faceva 6,5 con una fiction. Però c'era poca differenza, ma là era importante chi vinceva la serata, e quello è stato secondo me l'inizio della distruzione della televisione, perché quando è arrivata la televisione commerciale ha cominciato a dare ascolto e a badare allo share e agli ascolti, nessuno più ha pensato al gradimento, cioè nessuno più ha pensato a fare cose belle che piacessero, ma piano piano hanno pensato di fare cose che portassero ascolto, quindi la visione si è spostata completamente altrove, fino ad arrivare a questo periodo terribile in cui siamo oggi, dove vanno moltissimi reality show che io non amo per niente. Sarà problema di costi. No, costano parecchio anche quelli. No, forse costa di più. Però loro dicono che sia un successo sicuro, perché comprano questi format dall'estero e ce li propinano. Tutto qua. Ma continuando nel gioco jazz e musica classica, Berlusconi è più jazz o più musica classica? Ma è classica. Ah sì? Sì. Io pensavo fosse un improvvisatore. No. Beh sì, in politica sì. No, gioco, vabbè, insomma, mi è uscita così. No, però la verità è che lui come imprenditore ha tutta la mia stima, perché è stato un grande imprenditore, uno che sapeva fare, e sicuramente improvvisava molto, però in modo borghese, quindi classicheggiando. Diciamo che improvvisava sulle punte. Allora, i fatti vostri è il programma che sta facendo adesso, però lei ha avuto un periodo che poi succede quasi a tutti gli artisti, praticamente negli anni dal 2000 al 2005. Non ho più voluto fare televisione. Non ha più voluto lei. Ma forse continuerò a non farla, sì? Non lo so, però diciamo che io sono andata in questa trasmissione perché, guardi, un mio amico ha insistito tanto, avevo una striscia di cucina che io amo, perché fra i tanti miei interessi c'è anche la buona cucina e la buona tavola. Diciamo che la televisione, io ho fatto molta televisione anche che non è molto nota alla maggior parte degli italiani, perché sono la prima che è andata via dai canali normali. Ho fatto una trasmissione molto bella che si chiamava Casa Laurito su Stream, ma l'hanno vista in pochi perché per l'appunto sono andata a fare televisione su Alice. Diciamo che la televisione oggi non è quella che facevo io una volta e quindi non mi appassiona più tanto, quindi preferisco fare più teatro. E poi da 2 anni dipingo, ho ripreso questa passione che avevo quando ero giovane, perché fra i tanti lavori che ho fatto facevo anche la pittrice, quindi dipingevo per mantenermi, e diciamo che io adesso, se mi offrissero una trasmissione bella, cioè dove io riuscissi a esprimermi come ho fatto in passato, facendo anche un po' di jazz, volentieri, ma queste trasmissioni sono tutte quante, mi chiamano sempre per fare i reality show, per esempio come mi hanno chiamata come conduttrice, come partecipante, come opinionista, però io non li trovo attraenti, non trovo che io posso riuscire a esprimermi, ecco, in una trasmissione del genere. È un'epoca che è diversa e quindi non voglio dire che a me non piace, ecco, però capisco che funziona così, ecco. Ma sui fatti vostri parliamo del suo libro. Sì.
Allora, innanzitutto è piacevolissimo, chi l'ha già letto conferma la mia tesi, che è un libro piacevolissimo di ricette particolari, ma soprattutto di aneddoti della sua vita. È difficile mettersi a nudo? Per me no, perché faccio jazz. Ah sì? Ma no, perché io credo che nella vita io ho fatto del mio lavoro il mio lavoro e io siamo una sola cosa. Non sono un personaggio misterioso, devo dire forse anche purtroppo, perché Mata Hari aveva il suo fascino, cioè voglio dire, ha un fascino particolare anche un personaggio che nasconde, quindi che è un diva, che io non sono così. Sono come mi vedete, ecco, quindi ho fatto anche della verità la mia carriera, perché incominciando da Edoardo, che quando lavoravamo con lui ci diceva che un attore doveva pescare nella verità e portare la verità in scena, e allora già da allora io ho cominciato a ricercare questa verità dentro di me per portarla in giro, e quindi in televisione, poi improvvisando ancora di più, perché lì non hai il tempo, quando improvvisi non hai il tempo di fingere, cioè di pensare a molte cose, quindi per me non è molto difficile. Certo, sono un personaggio che ama anche tenere, come dire, privata la mia vita privata, non amo sbandierarla troppo, però quella è un'altra cosa. Ecco qua, appunto i fornelli. È interessante questo programma secondo lei? Cioè Guardì è un altro personaggio importante? Guardì è un personaggio importante della televisione italiana che si è un po' commercializzato, se devo dirla tutta. Ed ecco perché io ho fatto questo rush, perché comunque è uno della vecchia guardia, è un professionista, è uno che sa fare televisione, però secondo me si è un po', come dire, seduto su questo successo di questa trasmissione, e quindi non ha voglia di appunto di tentare, ma forse questo dipende anche dagli ascolti, ecco. Non ha paura, ecco, ha paura di muovere delle cose, non so più che dire questa cosa. Allora, siamo quasi in chiusura di questo incontro, piacevolissimo. Io sono qua e spero anche voi captiate la mia soddisfazione di essere qua con Maurizio Laurito, che mi sembra di conoscerla da sempre. Lei ha questa facoltà di andare in simpatia con le persone. Meno male, sono contenta. No, veramente, giuro che faccio fatica a dare del lei. Mi sembra di avere dammi del tuo, no, un po' di professionalità, perché mi sembra veramente di avere un'amica davanti e una persona con la quale puoi parlare di qualsiasi cosa. Questo qua mi fa piacere e le faccio io un applauso personale. No, ma io vorrei fare un applauso a lui perché è bravissimo. Non fosse altro perché ha andato a pescare tutte queste cose, ma poi bravo anche nella chiacchiera. È un bravo presentatore. Alla classica, alla classica. Grazie. Chiudo con queste. In bellezza vorrei chiudere. Allora, visto che ha detto che lei è buona. Vorrei chiudere con un pettegolezzo. No, io chiudo con un tweet. Lei ha fatto un tweet a Marisa Laurito, da casa Laurito. Non ce la facevo più. A Barbara D'Urso piange sempre quanto conduce, ma perché? Pause, pianti, occhi lucidi, voce rotta e subito dopo sorriso quando cambia argomento. Le sta un po' sulle scatole. No, lei sta un po' sulle scatole. No, mi sta sulle scatole questo modo di presentare, non ne posso più, ero a letto con la febbre, volevo vedere un po' di televisione bella, zappettavo, sono andata da Mara Venier in lacrime che presentava uno, ho girato e ho trovato lei Mara Venier presentava il figlio di Mario Merola, tutte e due in lacrime, giro da quest'altra parte e trovo lei con Manuela Villa in lacrime e non ne ho potuto più, ho detto basta. Ma fatevi una risata, perché questo genere di televisione è proprio quello che io odio, è quello che io proprio non sopporto, perché veramente intanto è una televisione cretina, poi è una televisione
televisione che pesca nei sentimenti peggiori del pubblico, e poi è una televisione finta, perché non si può piangere, ma poi perché piangere? Che c'è da piangere? Perché Manuela Villa non ha il cognome, ma chi se ne frega? Ma se ne facesse una ragione anche lei, ma soprattutto che ce ne frega a noi, ma veramente. Allora questa è la televisione che io non amo e che vorrei cancellare. La verità è che noi abbiamo fatto una televisione che faceva ridere perché faceva spettacolo. Noi non pensavamo a fare le interviste, noi facciamo spettacolo, ed è quello che io vorrei continuare a fare, ma non si fa più. Non si fa più, è un pettegolezzo continuo e non se ne può più. Sente che il pubblico le dà ragione. E comunque ho scritto questo tweet, ma non pensavo di scatenare il putiferio, perché è successo il finimondo. Perché poi su TV Blog tutti mi hanno dato ragione, quindi mi dispiace poi anche, perché poi, cioè, tutto sommato poi mi dispiace, però è quello che penso, non so che fare. In chiusura lei ha fatto nel mondo dello spettacolo praticamente quasi tutto. Il suo sogno nel cassetto? Ma il mio sogno al cassetto è quello di continuare, mi piacerebbe continuare a fare uno spettacolo bello come ho fatto fino ad oggi. Certo diventa sempre più complicato perché non ci sono cose belle all'altezza di quelle che facevo una volta, e quindi diventa sempre più difficile, e d'altronde io non mi voglio assoggettare ad accettare cose che non siano belle. Io quest'anno ho rifiutato 2 reality show in televisione e una trasmissione che non mi piaceva. Finché posso rifiutare lo faccio, quando mi vedrete in un reality show capirete che non ho più soldi. Non pensate che l'ho fatto per amore, solo per danaro. L'importanza è anche essere sinceri.